vorrei restare su questo tema, cioè nel senso che in Russia l'inizio della nomenclatura che sembrava vinta in qualche maniera è riemersa e addirittura insomma detta le regole di nuovo, ma non c'è da stupirsi in quanto appena 2 anni dopo la caduta del muro di Berlino, i comunisti a Berlino governavano la città di nuovo con il partito socialdemocratico tedesco. Quindi è difficile parlare dei comunisti di quei paesi come dei vinti, però vorrei affrontare questo tema, nel senso che l'impressione che si ha molte volte che in qualche maniera ci sia una certa discriminazione tra i destini tragici, diciamo, delle utopie del Novecento, nel senso che pur trovandoci, diciamo, di fronte all'atrocità commesse dal nazismo quanto dal comunismo, in qualche maniera i comunisti, e ci sarà evidentemente un motivo storico, in qualche maniera sono assolti. E questo sicuramente influisce anche sul fatto che in quei paesi queste strutture sono riemerse, ma anche l'Occidente le accetta. Cosa c'è, diciamo, restando sul piano delle idee, che in qualche maniera differenzia le atrocità prodotte dalle utopie del Novecento tra la sinistra e la destra, per parlarci chiaro? Ma di solito si è, come dire, stabilita una superiorità etica anche dei crimini del comunismo nel nome delle buone intenzioni. E quello che solitamente si sostiene è che il comunismo aveva intenzioni buone, che sono state poi, come dire, tradiate dalle esperienze della storia, mentre il nazismo era malvagio intrinsecamente. Ora, a parte il fatto che sappiamo che buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno, quindi alle volte le buone intenzioni sono un aggravante, anche un attenuante rispetto alle responsabilità. Il discorso è che si è voluto in qualche modo salvare la purezza dell'idea comunista dalle sue realizzazioni storiche. Però quando tutte le realizzazioni storiche del comunismo hanno prodotto lo stesso risultato, allora non si può imputare a coloro i quali hanno realizzato quelle utopie la responsabilità. Evidentemente la responsabilità era animale, cioè era già nel comunismo, nella matrice ideologica, perché l'idea di generare un uomo nuovo, una società nuova, cancellando ciò che era precedente, cancellando la realtà, cancellando la carnalità, la storicità della vita, ha prodotto risultati che sono devastanti. E quindi questa soluzione ideologica che è stata fatta nel nome delle buone intenzioni, in realtà è stato un comodo alibi. Dal punto di vista pratico è servito per gestire la transizione, cioè nel senso che nei paesi usciti dall'est sovietico, dal comunismo sovietico, non esistevano classi dirigenti alternative. Allora si sono presi i segmenti, come dire, salvabili o meno compromessi del passato e sono stati accettati attraverso un riciclaggio nella socialdemocrazia o in altre forme più temperate di socialismo. Lo si è fatto perché è venuta meno la spinta ideologica ed era rimasto l'apparato del potere, quindi quell'apparato del potere è stato riconvertito in una dimensione socialdemocratica. Io credo che quello sia da una parte una inevitabile transizione, però dall'altra parte comporti la necessità prima o poi di fare i conti con il proprio passato. Ecco, io ho l'impressione che tutti i paesi dell'uscita del comunismo non abbiano ancora fatto i conti con il proprio passato, non hanno fatto i conti con le responsabilità, non hanno ancora fatto, come dire, non hanno processato le responsabilità del passato, non hanno saputo creare condizioni per un ricambio della classe dirigente, se poi graduale, hanno preferito, come dire, il silenzio, l'oblio, hanno preferito cancellare le responsabilità, dimenticare tutto e lasciare soltanto qualche, diciamo, vittima simbolica, Ceausescu o pochi altri, e poi lasciare gli apparati sostanzialmente negli stessi ruoli. Anzi, molti rappresentanti dell'apparato pubblico comunista sono diventati rappresentanti degli apparati privati, sono diventati imprenditori, sono diventati i nuovi ricchi, sono diventate le nuove mafie,
sono diventati, cioè, attualmente impresari di ricchezza, perché non si è mai fatta una vera e propria analisi storica delle responsabilità e non si sono fatti veri e propri processi riguardo alla propria storia. Capisco la difficoltà di un paese di processare la propria classe dirigente, di processare chi per 50, 60, 70 anni governati, però finché non ci sarà questo chiarimento delle proprie origini, della propria memoria storica, permarrà quella zona d'ombra, e in quella zona d'ombra ci sarà sia lo spazio per nuove forme inquietanti dell'autoritarismo, sia come dire, ancora la possibilità di riciclare le utopie del passato, ritenendole soltanto come dire, degli errori di percorso e non degli errori proprio colossali e capitali